L'arbitro Filippi di Milano ha pareggiato per 2-2 l'incontro di calcio Matera-Catania e quando si può dire al termine di questa gara, senza tema di passare nella retorica, comunque andiamo con ordine. Il primo tempo è stato bello, ecco il primo gol di Raffaele, il cross è stato di Morello che ha ricevuto da Aprile, lo stop di petto di un difensore, eccolo che lo rivedete, il cross di Morello, entra in aria, il cross petto di un difensore, Raffaele di rapina si inserisce tra tre avversari, beffa il pur bravo Muraro ed è il gol dell'1-0. È l'unica azione veramente limpida di questa partita, nulla di strano, il Matera meritatamente in vantaggio. Comunque eravamo all'ottavo, passano circa 20 minuti e al 27esimo il Matera raddoppia. Al 23esimo anzi il Matera raddoppia. Ecco, è Morello che dà una palla a Picca3. Sembra che Picca3 fosse in fuorigioco, le immagini sono chiare, potete giudicare anche voi. Può darsi che sia veramente in fuorigioco la destra materana, può darsi che sia scattato sul filo con il suo difensore. A noi sinceramente l'azione sembra un po' dubbio. Comunque può capitare, l'arbitro non ha fischiato, il guardalinea ha fatto un chiaro cenno di continuare, intanto lo vedete al rallentatore. Il guardalinee ha fatto cenno di continuare ed il gol è stato convalidato, anche se Picca3 stava per sciupare pure questa occasione. Il signor Filippi poi si fa cogliere dai dubbi e in questa occasione concede un fallo a 2 in aria. Ora non si è capito bene quale sia stata la punizione fischiata, se l'intervento in gamba tesa di Imborgia oppure l'ostruzione o un presunto fallo di mani. Comunque è una cosa abbastanza strana. Qui comincia lo show dell'arbitro, un fallo a 2 in area inventato ed una rete, lo vedete, Bertini che insacca, era quasi impossibile sbagliare questo gol, solo Bertini riesce a riportare la gara sul 2-1. Fin qui possiamo anche dire passi, perché il Matera continuava sempre meritatamente ad essere in vantaggio di una rete, la rete buona, chiamiamola così, quella di Raffaele all'ottavo, ma il signor Filippi decide di continuare nel suo show. Siamo al secondo tempo, sono le immagini queste del secondo tempo e comincia a farsi fischiare e a provocare, perché di provocatore si deve parlare, quando vedete questo affondo di Picca3, la spinta chiara, non ci sono dubbi, Picca3 cade e l'arbitro decide che il gioco deve continuare, nulla di strano, anzi per poco non ammoniva qualche atleta bianco-azzurro. Questo è il primo fallo su Picca3 che il signor Filippi ha ritenuto di non dover fischiare, anzi eravamo ancora nel primo tempo, poi passiamo al secondo tempo. Ci sono solo 6 minuti di gioco di un secondo tempo molto più brutto del primo, il signor Filippo oramai era l'unico attore di questa gara, gli atleti erano andati un po' tutti in barca. Ecco questo scambio di complimenti tra Aprile, avete visto, tra Aprile e Raimondi, si consulta con il suo guardalinee, il signor Filippi, e decide di mandare tutti e due gli atleti negli spogliatoi. Forse, anche se la partita si stava un po' innervosendo, forse i falli non erano tali da giustificare la doppia espulsione. Comunque continua ancora il signor Filippi a mettersi in evidenza. Guardate, questa è la rete del pareggio. Sul calcio di punizione c'è un intervento di un difensore materano, questo signore ci ha gentilmente posto la sua testa davanti per evitarci il disturbo di guardare, comunque ora si è tolto e vediamo che un difensore materano ha messo la palla in angolo. Dalla bandierina, il calcio dalla bandierina, alto, una carica su Morello, l'avete vista, e infine la Bellarte riesce con 2 giocatori del Matera a terra ad infilare un pallone nella porta di Casiraghi e il 2-2. L'arbitro dice che questa rete è regolare, la state rivedendo, guardate la spinta su Morello, cade a terra Morello e quindi non ha potuto colpire di testa la palla allontanandola. Era evidente che l'azione è stata falsata da questo fallo non rilevato da questo signor Filippi. Alle proteste dei materani non segue nulla di positivo, rimane irremovibile l'arbitro e un minuto dopo, vedremo, espellerà anche Giannattasio per questo fallo.
Il pubblico materano ha rumoreggiato, stava per succedere qualcosa di poco piacevole. Possiamo senz'altro dire che non è civile buttare bottigliette in campo e minacciare gli arbitri, ma è altrettanto pericoloso montare sui terreni di gioco provocatori come questo arbitro.